Buongiorno da Portoviro, sabato 24 giugno nell'auditorium del Parco Regionale Veneto Delta del Po, in piazza Matteotti, si è tenuta la presentazione pubblica del sito www.cadeldelta.it, un vero e proprio portale culturale, strumento di comunicazione innovativo e di grande impatto. L'incontro è stato coordinato dalla presidente Cerido, Sandra Bedetti, e ha visto gli interventi di Luigi Conte Giacomo, coordinatore del progetto, di Antonio Giolo, che ne è stato l'ispiratore, Andrea Micheletti che ha predisposto il sito, con la collaborazione di un equipe di programmatori spin-off dell'Università di Padova. È un altro elemento che va a completare tutto quello che è l'offerta. Qui stiamo parlando di un'offerta architettonica, turistica, sotto il punto di vista anche delle strutture fisiche che hanno contemplato quello che è la fisicità del territorio attraverso le più belle architetture del Delta del Po. Il sito oggi che viene presentato, l'area del Delta del Po, ma comunque la Cerido, che sta presentando il proprio sito al grande pubblico, penso che sia un valore aggiunto e un ulteriore valore a questo territorio, che non è fatto solamente di ambiente, di cicloturismo e di enogastronomia, che sempre lo sottolineiamo e lo diciamo, ma penso che sia un altro argomento che possa dare un'integrazione a quella che è l'offerta del parco. Da qui stanno partendo tante iniziative. Quella di oggi è meravigliosa. Io ho il mio gancio, che è l'amico Conte Giacomo, che per me è semplicemente prof, e per me è una garanzia. Vengo a scoprire con questa occasione che questo, come diceva Moreno, è un tassello veramente importante in quel mosaico che noi dobbiamo tirare a lucido per presentare all'esterno. Il collegamento tra questa zona e le altre del Polesine è fondamentale, perché io riconosco che qui ci possano essere dei centri di interesse talmente importanti che riusciranno ad essere da traino per tutta la nostra area.